così come avrebbero dovuto fare i parlamentari veneti e lombardi in Parlamento. Quando Salvini non metteva le barricate per l'autonomia e faceva tutte le barricate per la TAV piuttosto che accettava il reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera, se questi parlamentari si fossero messi in punto contro il loro partito, avrebbero avuto anche la nostra stima. In realtà io purtroppo di questi parlamentari della Lega, dei 5 Stelle, anche del PD, perché ci sono molti anche del PD che volevano l'autonomia. Ecco, quando questi parlamentari veneti invece si sono messi supini a 90, perché questa è la realtà dei fatti, ad accettare le direttive di partito, hanno perso dignità, hanno perso stima di coloro i quali hanno capito cosa hanno fatto realmente. Si sono messi a 90. Però, Girbo, la ricchezza di un paese è determinata dalla ricchezza che creano le industrie, che creano i privati, perché con quei soldi, cioè le tasse che producono le imprese, si può dare uno stato sociale. Se non c'è l'impresa che crea il reddito, lo stato sociale non esiste. I governi di sinistra c'è poco da fare, non guardano alla conservazione e allo sviluppo delle imprese, ma guardano solo e esclusivamente alla parte assistenzialistica, che è legittima da un certo punto di vista, perché io sono il primo a dire che l'ultimo deve essere aiutato. Il problema è che se tu guardi soltanto l'ultimo e non pensi a quello che produce, prima o poi quello che produce finisce di produrre e l'ultimo diventerà ultimissimo. Quindi c'è poco da fare. Uno Stato, per poter essere gestito, deve costruire ricchezza e chi la costruisce sono le imprese. Se le imprese non vengono aiutate, l'ultimo diventerà ultimissimo. Punto. Non ci sono alternative.